Il sindaco di Joppolo Giancaxio Domenico Migliara, con grande soddisfazione, ha annunciato che la sua amministrazione ha ottenuto il finanziamento regionale di 100.000 euro per la manutenzione stradale. Questo risultato straordinario, afferma Migliara, rappresenta un importante riconoscimento del nostro impegno costante per migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture locali. Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al capogruppo all'ARS del Partito Democratico onorevole Michele Catanzaro. In un contesto in cui la classe dirigente si è spesso mostrata sorda alle nostre richieste, l'onorevole Catanzaro ha dimostrato impegno e dedizione concreta, afferma Migliara, facendosi portavoce delle nostre istanze. Il finanziamento permetterà di intervenire su Via Piemonte, Contrada Passo Aragona, Contrada Maiorcante, migliorando la viabilità e riducendo alcuni disagi per i cittadini. Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione, conclude il sindaco, per il bene del nostro comune, certi che insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti.